Un cordiale saluto amici della Wii Sport e ben ritrovati con la 26esima giornata del campionato di eccellenza per il girone B dal Mario Lo Turco di Ledo Ianni, pronti a raccontarvi della sfida tra Ionica e Catania San Pio, uno degli incontri chiave per la zona playout del girone B di eccellenza. A 18 punti infatti la formazione Santa Teresina dopo la sconfitta per 1-0 contro il Terme Vigliatore, a 25 invece il Catania San Pio, anch'essa sconfitta la formazione di mister Anastasi per 0-2 contro il Milazzo nell'ultima settimana. Conferma il 4-3 mister Moschella con Garcia tra i pali, linea difensiva con Loria e Manuli sugli esterni, Rasimienko e Giuseppe Savoca al centro, Smiroldo insieme a Ferraro e Cardia a centrocampo. In avanti la Forgia supportato sugli esterni da Alessio Savoca e Gelua Gazzè. Arbitra la partita il signor Gulisano della sezione di Acireale. Anche gli assistenti sono accesi e sono Sirna e Fazio. Sembra essere tutto pronto al Mario Lo Turco, total blu con inserti bianchi per quanto riguarda la Ionica, classica tenuta bianco-rossa invece per la formazione del Catania San Pio. Prima chance proprio per la Ionica, da un angolo il colpo di testa da parte di Ferraro che prova a mettere in movimento la conclusione di La Forgia, non riesce a trovare lo spunto giusto, facile la parata per Romano. Dall'altra parte invece attenzione, subito un'occasione chiave perché Loria stende così sgarlato, indica il dischetto senza alcun timore il direttore di gara Gulisano. Il nostro rallenti a vedere la manata dell'esterno sul giocatore del Catania San Pio, viene anche ammonito Loria. Sul punto di battuta si presenta il bomber Simone Abbate, palla da una parte, portiere dall'altra ed è 1-0 per il Catania San Pio al Mario Lo Turco. Il 14esimo sigillo stagionale da parte di Abbate continua a gonfiare le reti avversarie. Siamo soltanto all'11esimo minuto, al 15esimo e ancora una volta il Catania San Pio ad attaccare. Abbate allarga per Ranno sulla sinistra, riesce a prendere il fondo, prova a mettere dentro, è una triangolazione con Abbate che non riesce però a trovare lo spunto vincente. Al 17esimo finalmente si fa rivedere in avanti la Ionica, c'è questo tentativo da parte di Savoca che mette dentro, arriva Gazzè sul secondo palo a botta sicura, intercetta il pallone tosto ed evita guai peggiori alla porta di Romano. Entra in area di rigore Loria, viene esteso così da due giocatori del Catania San Pio. Gulisano non fischia, Loria protesta e allora arriva il secondo giallo e la conseguente espulsione per il terzino di mister Moschella. Resta in 10 la Ionica quando siamo arrivati al 22esimo del primo tempo. Reagisce però la formazione Santa Teresina che al 40esimo su questo lancio di Cardia che trova perfettamente Savoca. Attenzione a Savoca che va col pallonetto ed è 1-1. La Ionica riesce a trovare il gol del pareggio ed è magistrale l'esecuzione di Savoca sul perfetto lancio da parte di Cardia. Tutto da rifare al Mario Lo Turco, festeggia così l'arciere Alessio Savoca. Ancora protagonista Gulisano poco dopo perché c'è questo lancio in avanti, Savoca stoppa, interviene così Sant'Anna. Per il direttore di gara è rosso diretto per il numero 4. Il nostro rallenti non va a dare luce sull'accaduto, proteste tantissime, violente anche del numero 4 del Catania San Pio nei confronti del direttore di gara. Entrambe le squadre adesso sono in 10 uomini al 45esimo. L'ultima chance della prima frazione ce l'ha invece la Ionica. Lo scambio sulla destra tra Smiroldo e Gazzè, riceve l'ex Gia Virtus, allora decide di mettere il pallone dentro con il mancino, è velenoso, non riesce Savoca a intervenire sulla sfera e si resta dunque sull'1-1 quando arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre al riposo. È successo di tutto in questo primo tempo, 1-1 tra Ionica e Catania San Pio, da una parte la rete di Simone Abbate, dall'altra quella di Savoca. Subito Abbate protagonista, Garzia riesce a parare ma sotto porta, sgarlato a inizio secondo tempo, non riesce a trovare un gol che forse era più facile da fare che da sbagliare, trova il legno, incredibilmente l'occasione viene sciupata. Attenzione perché ancora il Catania San Pio in avanti, nel frattempo è entrato anche Santo Privitera. Subito alla conclusione Garzia riesce a deviare e poi allontana Giuseppe Savoca in calcio d'angolo. Primo cambio per mister Moschella, esce Smiroldo ed entra Salimbeni al 63esimo. C'è un angolo dalla destra, Cardia prova a svettare, non riesce però a trovare il bersaglio grosso. 64esimo, ancora una volta il Catania San Pio che prova a distendersi sempre con Privitera, prova il sinistro Privitera, riesce Garzia a distendersi, a mettere il pallone in corner. 69esimo, esce La Forgia dentro Cambria, un lieto ritorno il suo in campo. All'80esimo però Ferraro lancia così Salimbeni, ancora Salimbeni che riesce a tenere alle cariche di Mascali, prova a girarsi, ancora Salimbeni che riesce a mettere il cross dentro sul secondo palo, sbuca Savoca, non va col destro, va col colpo di testa. Sarà l'ultima chance della partita perché 5 minuti più tardi fuori proprio Alessio Savoca, dentro Mattia Spuglisi, ma triplice fischio al Mario Lo Turco. Finisce 1-1 tra Ionica e Catania San Pio nella 26esima giornata del campionato di eccellenza. La Ionica che la settimana prossima farà visita al Despar Stadium alla Camaro. Il Catania San Pio invece avrà un altro scontro diretto contro l'Atletico Catania.